Io sono soddisfatto sotto il profilo dell'informazione perché finalmente se incrocio un vento dico che a Roma ci hanno detto che i 5 miliardi 493 milioni sono confermati con l'ultimo stanziamento di 320 milioni e che il Mose, secondo quello che ci dicono a Palazzo Chigi, siamo qui fuori, dovrebbe essere completato entro il 31 dicembre 2021. Lasciate in calce che ci hanno detto che dovrebbe essere completato, non vorrei poi che qualche solito Lazzarone dicesse Zaia aveva detto che era pronto per il 2020. Ci sono le risorse e anche una data di consegna dell'opera, impegni precisi che il governo si è assunto di fronte a Regione e Comuni nel corso del Comitatone su Venezia che si è riunito a Roma dopo 2 anni di silenzio. Non solo Mose, l'esecutivo ha messo sul tavolo ulteriori 60 milioni di euro per la sicurezza idraulica, confermati anche i 72 milioni di euro per la bonifica di Porto Marghera già promessi dal governo Renzi, cui se ne aggiungono altri 47, in totale 119. Dal Mose al rifinanziamento della legge speciale, Regione ed enti locali hanno chiesto anche un maggiore coinvolgimento dei territori. Ho chiesto una cabina di regia che sia di coordinamento, di informazione, informativa per i cittadini, proprio per sapere da tutti gli enti coinvolti, sono veramente tanti a Venezia, che raccontino e spieghino quello che è la situazione di oggi, al sindaco e ad altre autorità, in maniera tale che possiamo fare poi un'operazione di trasparenza per le famiglie e anche per tutto il mondo, per tutti i mass media. E il sindaco di Venezia Brugnaro con il governatore Zaia ha anche formulato una richiesta precisa, ovvero 3 miliardi in 10 anni per la messa in sicurezza di lagune e litorale, un conto molto salato su cui il governo al momento non si è sbilanciato. Intanto una nuova convocazione del Comitatone è prevista entro Natale. Per il sindaco Brugnaro la strada intrapresa è quella giusta. Quando noi lavoriamo insieme siamo imbattibili e Venezia potrebbe essere la dimostrazione.